10:10, Mose sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento, fino a mezzogiorno deve tirare il vento di scirocco, però la differenza è evidente. Mose stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Però incrociamo le dita. Buon ancora. test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. È chiaro che è una giornata storica per Venezia. Mose prova riuscita, così il primo cittadino entusiasta. Una giornata per me fantastica, perché abbiamo dimostrato che funziona. Non è ancora nelle condizioni più gravose, sicuramente ci saranno altre prove ancora più performanti, però avevamo un scirocco a 19 nodi, sono aperte bene, un dislivello di 70-80 cm. Note tecniche doverose, cui non si può prescindere, visto che la faraonica opera deve ancora essere ultimata. Per cui dobbiamo finirlo intanto, dobbiamo pagare le imprese, dobbiamo chiudere i conti, dobbiamo fare le opere di compensazione. Pensate che a Pelestrina c'è un muretto al largo, che tanti ignorano che esista, ma che serve per rompere la marea. È calato negli ultimi 20 anni, perché il progetto è vecchio, di almeno mezzo metro, per cui bisognerà rialzarlo. Tutto questo per non avere l'erosione della costa di Pelestrina, insomma, tutta una serie di cose. Poi c'è la non secondaria questione manutenzione con relativi costi. È un tema tecnico e forse più di costi che di altro, su cui penso collaboreremo, ma le idee sono già abbastanza chiare, le risolveremo facilmente questa cosa qua. Irrisolto invece il tema della gestione del Mose, che dopo lo scandalo Tangenti vede completamente esclusi comune e regione. Cioè questa agenzia che è stata inventata a Ferragosto dentro un provvedimento di emergenza come il Covid, dove è stato escluso sia il comune che la regione, anche soltanto per la definizione di chi sarà il presidente di questa agenzia, e comunque è impensabile pensare che la gente che abita a Pelestrina o che abita a Castello, alla Giudecca, non siano coinvolti in qualche modo per decidere le modalità, o gli operatori del porto, insomma. È chiaro che questa cosa non ce la mettiamo via, insomma, è un esproprio che non ha neanche senso di esistere, non conviene a nessuno. Ma per l'intanto il bilancio è più che positivo. Tornando all'oggi, conclude. È andato tutto bene e penso che le persone possono cominciare a vedere un orizzonte di vita più tranquilla, più normale.